There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. L'associazione si chiama Wigwam Club Giardini Storici Venezia, opera ed è nata a Venezia, ma da 2 anni svolge questo progetto a Treviso su invito di una socia trevigiana e della allora primario, la dottoressa Silvana Agostini. Questo progetto è nato con l'intento di dare a dei bambini che sono in un ambiente ovviamente asettico e freddo come quello dell'ospedale, dare un momento di naturalità e di vivificare, mi viene questa parola, proprio il loro vivere. Quindi per noi il contatto con le piante è qualcosa che dà vita, e allora loro che cosa fanno? Creano dei piccoli giardini portatili all'interno di vaschette che sono un po' quelle che noi troviamo nei supermercati per raccogliere le carote o altre verdure. Creano questi piccoli giardini in cui esprimono quello che in quel momento loro sentono, quindi il bisogno di protezione piuttosto che il bisogno di aprirsi, il bisogno di unirsi ad altri bambini, di trovare luce, colori, acqua, creatività, tutto quello che ci può essere proprio di più positivo emerge in questi giardini, e che momentaneamente, finché sono in ospedale, loro custodiscono nella bellissima terrazza, nel giardino pensile che c'è qui all'esterno dell'Oasi, e poi possono portare a casa per poter continuare a curarli, a seguirli, perché questo è uno dei concetti fondamentali che vogliamo che passi al bambino, cioè il principio della cura, di come lui viene curato, di come lui a sua volta può prendersi cura. This earth crucified its soul, though it's plain to see this world is heaven.